Amiche carissime, ben ritrovate a Quattro Chiacchiere con. Quest'oggi parleremo con una categoria che è particolarmente arrabbiata, una categoria che ha parecchio da raccontarci, una categoria che incide fortemente sull'economia italiana. Beh, noi abbiamo pensato ad una immagine di copertina, vediamo un pochettino se capite quale sarà il Quattro Chiacchiere con di quest'oggi. Prego dalla regia. E beh, direi che l'immagine è piuttosto eloquente. Quest'oggi parleremo con la categoria dei parrucchieri e degli estetisti. Una categoria che sapete, dopo il decreto, ne abbiamo avuto notizia ieri sera, potrà riaprire soltanto il 1° giugno. Ed è una categoria che viene pesantemente colpita da questo ulteriore protrarsi della loro chiusura. Ne parleremo con la mia prima ospite, lei è la Presidente Nazionale di Confartigianato Benessere. Diamo il benvenuto a Quattro Chiacchiere con a Tiziana Chiorbuli. Buongiorno Tiziana. Buongiorno a tutti. Ecco, io vorrei esordire... Scusi un attimo Tiziana, io vorrei esordire con una dichiarazione molto forte del segretario generale di Confartigianato Fumagalli che dice incomprensibile e inaccettabile per definire la decisione del governo Conte. Lei che cosa mi dice a riguardo? So che è molto arrabbiata. Sì, perché comunque con il mio segretario stiamo un filo diretto. In effetti ieri sera ci siamo sentiti ed è uscito con questo comunicato stampa. Ovviamente sono con lui perché sono molto arrabbiata, per non dire un'altra brutta parola, perché io credo che la sicurezza nei nostri saloni esista già. Per cui non è possibile tener fermo un settore che in un anno produce 6 milioni di euro, con 130.000 aziende, 263.000 addetti. La mia preoccupazione è nei 49.000 addetti che praticamente sono in rischio lavoro. Queste 49.000 persone che lavorano nei nostri centri, essere a rischio lavoro e vederli, sinceramente io ne sono amareggiata di tutto questo, perché devono considerare che noi siamo persone che vogliamo lavorare, abbiamo sempre lavorato e siamo 1/5 del prodotto interno lordo in Italia. Questo è un assassinio alle nostre imprese e alle imprese di tanti altri settori come il mio in questo momento. Cioè un pochino di senso civico. Io credo che il nostro governo dovrebbe un attimino farsi un esame di coscienza su tutto ciò. Anche perché, mi scusi un attimo, lei ha dato dei numeri che sono strabilianti per quello che riguarda l'importanza che il vostro settore ha sull'economia italiana, cioè stiamo parlando della vita di tante persone impegnate lavorativamente in un settore, ma mi scusi la domanda cattiva che mi viene subito così. Che senso ha riaprire determinate attività e non la vostra? Nel senso, certo, i musei non sono a rischio fallimento, piuttosto che se io vado in un negozio di abbigliamento e mi prendono una misura di una blusa, comunque mi stanno vicino così come c'è contatto tra voi e il vostro cliente. Com'è che giustifica questo? Infatti manca il senso civico del nostro governo, questo è un attimino il senso, perché io dico non è possibile una cosa di questo genere, cioè aprire un museo e non aprire noi, cioè noi abbiamo la sicurezza che dicevo prima, cioè a questo punto noi siamo imprenditori in regola, siamo chiusi, ma abbiamo noi il problema della piaga degli abusivi, che quella è la grossa pandemia che vedremo dal giorno dopo. Quindi secondo lei, mi scusi Tiziana, quindi secondo lei questo provvedimento andrà a aumentare ancora di più l'abusivismo? Se sì, in che numeri? Se ci può dare qualche dato? Esatto. Perché so che è una piaga per il vostro settore più grave che in altri. Certo, noi adesso siamo a un 26,3% di abusivi. Io presumo che dopo il 4 saranno di più, ma ci saranno anche più contagi della pandemia, perché noi sappiamo le regole e le usiamo e le possiamo mettere in pratica nei nostri negozi.
che abbiamo un regolamento sanitario ben definito, quello che invece l'abusivo va casa per casa e il contagio lì viene, visto che abbiamo avuto le indicazioni di governo che nelle famiglie ci si contagia molto più facilmente che in altre realtà. Quindi andando casa per casa mi faccio dei punti di domanda, chiedo appunto al nostro governo, visto che l'ha detto, cioè questo senso e questa, voglio dire, decisione da dove viene, non vorrei, cioè, vorrei capire tutto questo. Allora Non io, lo so, guardi, cioè, mi permetterei di usare proprio lei e la sua autorità per lanciare un appello anche alle tante persone che magari sono a casa. Io capisco che la voglia di un parrucchiere e di un estetista sia grande, però evitiamo di far entrare in casa nostra degli abusivi che non sono qualificati, non sappiamo che prodotti usino e che soprattutto possono recare un grave danno alla nostra salute, perché qui si sta parlando di certo, salute. di Ecco, quindi salute. io spendo proprio la sua autorità per lanciare un appello magari verso le persone anziane che si possono lasciar coinvolgere di più. Certo, certo, io sono molto preoccupata, cioè sono preoccupatissima proprio per questa realtà che forse il nostro governo l'ha molto sottovalutata, a meno che non preferisca gli abusivi piuttosto che le partite IVA, perché a volte penso anche questo, ma onestamente dico, dall'abusivo non puoi prendere le tasse, da noi abusivi, cioè da noi partite IVA ci stai spremendo, per cui qui è la cosa, è il cane che si mangia la coda, per cui spero nel governo che prenda degli altri provvedimenti, che ci pensi su a quello che ha combinato, perché questa è una grande cosa, una cosa molto grave, perché verrà una rivolta di tutta la categoria, è già in rivolta, e se Sì, si rivolta lei il infatti mi tutto non lo so. raccontava, lei infatti oggi mi raccontava che si è già sentita con il suo direttivo, che nascono sempre più gruppi di suoi colleghi Certo, che non riescono a motivarsi il perché di no. questa scelta. Infatti la mia paura è nella disubbidienza che ci sarà nella categoria, cioè la disubbidienza a questo punto va oltre e non la puoi fermare, quindi è la vera rivoluzione. Questo io ho paura che succeda, perché comunque la gente, cioè noi abbiamo bisogno di lavorare, ci sono delle famiglie da mantenere, dei dipendenti, come ho detto prima, 49.000 addetti sul territorio italiano non sono pochi a rischio lavoro, cioè con famiglie, cioè noi non siamo solo datori di lavoro, cioè noi abbiamo anche il senso umano per le persone che lavorano con noi, siamo molto preoccupati su questa realtà. Ecco Tiziana, una cosa mi preme in particolar modo. Lei prima ha parlato di categoria assassinata, un termine alquanto forte. Quelli che sono gli strumenti che il governo finora ha disposto per venire in soccorso della piccola e della media impresa, secondo lei in qualche modo sono validi, non sono sufficienti per la vostra categoria? Che impressione si è fatta a riguardo? Allora, io sono molto matematica, sono insufficienti, 600 euro sono meno di un reddito di cittadinanza, primo. Quindi 600 euro a un'impresa sono pochissimi, soprattutto se ci sono da mantenere dei costi vivi di impresa, cioè anche un semplice affitto. Ci sono punti d'Italia, punti di paesi che con 600 euro non si paga l'affitto del locale e i soldi li vogliono, perché non te li abbonano. Le bollette noi le dobbiamo pagare, ci dobbiamo anche mangiare e ci sono famiglie da mantenere. Poi i 25.000 euro sono prestiti, quindi noi sono soldi che dopo chiediamo, ma lo Stato li rivuole indietro. Non sono ammortizzatori sociali a fondo perduto, quindi sono insufficienti per la nostra categoria, ma non solo per la nostra, per tutte le categorie. Cioè, Quindi finora secondo per lei, me, quale per- potrebbe essere una soluzione? Per esempio dei prestiti a fondo perduto, quella potrebbe essere una valida alternativa? certo, 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 ma ce ne sono tante altre di soluzioni. Per esempio, riuscire a farci riaprire, perché credo che la pandemia noi comunque ci dobbiamo convivere con questo Covid-19 anche il 1° giugno. Per cui dobbiamo iniziare a convivere, dobbiamo prepararci a questa nuova realtà, a questo cambiamento epocale del lavoro
e siamo anche pronti per affrontarlo se ci lasciano, cioè, se ci lasciano lavorare. Poi io dico anche che comunque il governo, oltre che a questo, dovrebbe abbassare le tasse, fare in modo anche di integrare gli abusivi che si mettano in regola, dandoci la possibilità di integrare tipo la farmacia che puoi nella denuncia redditi scaricare lo scontrino. Visto che facciamo parte del benessere, potrebbe essere anche questa una cosa che incentiva per togliere gli abusivi e allargare anche il sistema delle categorie nostro, visto che siamo sul sistema del benessere. E quando tu vai a fare un servizio dal parrucchiere o dall'estetista che ti viene scaricato in denuncia redditi, dai una mano a uno e una mano all'altro, tu non vai più dall'abusivo. Sicuramente, di questo le do perfettamente ragione. Noi dovremmo avere la schermata di homepage dal sito di Confartigianato. Eccola qui. Io adesso non ce l'ho sotto Benissimo, mano. dove appunto si parla, ho letto un articolo dove si parla che voi avevate siglato un protocollo Sì. appunto sottoposto al governo proprio per poter riaprire il prima possibile. Ma secondo lei, Certo. alla luce di questa decisione, questo protocollo è stato preso in considerazione oppure non è stato proprio calcolato? Allora, prima di tutto questo è un protocollo sicurezza per far capire al governo che noi siamo già pronti a partire. Le misure, credo, di INAIL, perché alla fine è l'INAIL che guarda il centro scientifico, credo le abbiano anche viste. Ne sono certa di questo. Sono anche certa che il protocollo è stato considerato, però molto probabilmente qualcos'altro è successo, che questo non lo posso sapere io, ma ovviamente lo sapranno i nostri governanti cosa hanno deciso. Non so se stiano per altri problemi contagi, le curve che non scendono, questo non sono io a decidere il perché il primo, però credo non abbiano, cioè il protocollo è un protocollo che funziona, non è un protocollo fatto così, ne sono certa di questo. Solo che qui non è tanto il protocollo, qui era il governo stesso che aveva voglia di non farci aprire. È un'affermazione alquanto forte questa. Secondo lei perché non aveva voglia di far aprire proprio voi? Non aveva voglia di fare aprire proprio noi perché non ci ritiene, secondo me, una categoria così importante. Insomma, una Questo è categoria un che dà mio lavoro modo a di... così tante persone, mi scusi, ma è una categoria importante, al di là del tema trattato, perché adesso noi stiamo parlando principalmente degli acconciatori, però lei come categoria benessere ricomprende tantissime realtà di Certo, cura alla persona e quindi certo. sinceramente io lo trovo un settore chiave. È un settore chiave e in effetti cioè, mi sembra quasi una ripicca al nostro settore, cioè per dire liberiamo gli abusivi e incateniamo le partite IVA. Beh, è più che legittimata a dire, a pensare questo. Tiziana, mi scusi, lei prima ha accennato al fatto che il mondo del lavoro cambierà completamente. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare quando torneremo nel nostro salone piuttosto che nel centro estetico? Cioè, quale tipo di realtà ci aspetta? Dovremo dimenticarci il gusto di andare dal parrucchiere, di sederci lì in saletta d'aspetto, leggere il giornale, spettegolare con la vicina di Certamente, poltrona? Cosa ci aspetta? certamente, ci aspetta che questo non lo potremo avere affinché non riusciamo a combattere questo Covid-19, cioè ci sarà l'appuntamento d'obbligo proprio per dare la possibilità al cliente per essere, non dico da solo, ma quasi in negozio, con tanto di distanze di sicurezza. I giornali non saranno più ammessi nei luoghi di lavoro perché possono dare problemi, ad esempio la saliva quando girano le pagine o quant'altro, cioè il giornale è uno degli strumenti che non si può più usare, non si potrà più usare nei nostri saloni e quindi il cliente deve far senza per un po' di mesi. Io dico che a questo non moriamo, cioè l'importante è che comunque noi riusciamo ad aprire e dopodiché dico anche nel senso positivo
per l'appuntamento, non sarete più in 5-6 negozi o in 2-3, la chiacchiera non si fa più, però comunque il parrucchiere ti può coccolare e anche può stare più con te e seguirti anche di più la tua immagine, quindi questo è il lato positivo che potremmo avere dopo, per cui hai il Sicuramente. parrucchiere tutto per te, in poche parole. Però mi scusi se faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma io No, mi ci immagino sta. i saloni, per esempio un giorno strategico come poteva essere il 24 dicembre, piuttosto che la vigilia di Pasqua, strapieni di gente. Se adesso il rapporto deve essere un parrucchiere per un cliente, il fatturato viene dimezzato e di conseguenza anche voi come titolari sarete costretti a lasciare a casa un gran numero di dipendenti, perché se il fatturato viene In dimezzato qualcosa effetti, io devo tagliare. in effetti è proprio questo uno dei punti dove io sono molto preoccupata, come dicevo stamattina quando ci siamo sentite io e te, cioè sono preoccupatissima per questo. Allora io dico, anche qui se uno la gestisse la cosa riesce a risolverla come? Te lo spiego. Facendo i primi mesi, ovviamente saranno mesi un attimino di vista, di vedere il futuro, d'accordo, però anche di posizionamento aziendale. Per cui anche lì al limite sempre con il governo fare delle rotazioni della cassa integrazione dei ragazzi che lavorano e operano in questi saloni. Quindi per non metterli a casa, una volta che tutto sia risolto, perché mi auguro che arriveremo anche a questa soluzione, non possiamo mica vivere sempre con questo Covid-19, rientriamo nella normalità, però almeno abbiamo avuto delle misure governative che ci danno la possibilità di lavorare e nello stesso tempo anche di tenere i nostri collaboratori o addetti così chiamati. Anche perché ricordiamo che prima di riuscire a lavorare in un salone c'è tutto quanto un percorso di studio, c'è tutto quanto un percorso di Certo, formazione, non è che ci si certo, improvvisa, quindi comunque sono professionisti che hanno studiato per fare questo, perché magari c'è brava. ancora il retaggio della parrucchiera stile signora Maria, mi passi il termine, che ha imparato da ragazzina, che non ha studiato per fare quel mestiere, che si arrangia un pochettino. Adesso invece il vostro è un lavoro completamente diverso. Certo, completamente diverso anche per il semplice fatto che abbiamo prodotti chimici. C'erano tantissimi anni fa, però adesso ovviamente ci lavoriamo molto di più. Io provengo da una realtà familiare di una mamma parrucchiera che già all'epoca il mio salone praticamente sono 60 anni che c'è. Mia madre era una delle poche che aveva la scuola e ha voluto che sua figlia, che sono io, facessi altrettanto. Perché? Perché così hai una conoscenza, cioè di che cosa adoperi, sei in grado di conoscere i prodotti, di selezionare le aziende che ti vengono in negozio e anche sei in grado di proporre al tuo cliente e di spiegare. Cioè hai una preparazione a 360 gradi del tuo settore, anche per la moda, perché noi comunque proponiamo moda, perché in base tante volte al vestito noi dobbiamo gestire l'acconciatura. Prendi la sfilata di moda, senza il parrucchiere non può essere fatta, perché che sfilata altrimenti uscirebbe. Le do perfettamente ragione. Tiziana, mi scusi, abbiamo parlato di come sarà la vita del cliente quando tornerà in salone, ma mi metto nei panni di un parrucchiere, nel senso io ho sentito parlare di mascherina, guanti, barriera di plexiglass di qui, barriera di plexiglass addirittura davanti mentre si sta lavando i capelli, cioè per voi com'è che sarà psicologicamente lavorare con tutte quante queste barriere? Perché finora abbiamo pensato solo al cliente, ma per il professionista come sarà? Allora, prima di tutto questo plexiglass secondo me non andrà in porto perché non è neanche stato proposto in nessun protocollo, prima di tutto. Poi ne dico un'altra, noi non siamo una sala operatoria, noi siamo parrucchieri. Un plexiglass davanti al lavaggio, voglio vedere, cioè voglio dire, è impensabile. Per quanto riguarda la visiera, è stata proposta solamente per le barbe, che non hanno niente a che vedere con un taglio di capelli. Quindi E dice c'è la che motivazione.
Quindi dice che potremo ancora goderci l'esperienza dal parrucchiere senza tutte quante queste barriere, perché Ma in molti programmi televisivi sono stati mostrati dei saloni che iniziavano ad attrezzarsi con questo tipo di strumenti che sinceramente ho trovato terrificanti, perché ho detto è mamma mia. l'eccesso questo è l'eccesso. Purtroppo si sta vivendo, e questo capisco perché sono in collegamento con colleghi di tutta Italia, una tensione talmente alta che credimi, si sta un attimino andando fuori dalla realtà, pur di far vedere che però queste realtà, io dico, stiamo calmi, stiamo tranquilli, perché non possiamo essere delle sale operatorie per 2 mesi, cioè noi non dobbiamo tagliare la testa a qualcuno, noi dobbiamo acconciare, che è un'altra realtà. Noi le nostre mascherine le dovremmo usare come le dovrà usare il cliente per proteggerci. Noi in Veneto siamo anche pronti alla mascherina adesiva, per esempio, senza elastici, per cui siamo pronti anche a queste realtà, pur di lavorare nella serenità, di riuscire anche a lavorare bene, per cui voglio dire, la mascherina so che non è bella da vedere, però ce la impongono È per la una nostra necessità. sicurezza, certamente. Ecco, io vorrei chiudere con lei. Abbiamo una mascherina con dei numeri che sono incredibili, cioè le imprese e gli operatori del settore benessere comprendono 95.000 acconciatori, cioè siete in tantissimi. Sì, sì, Cioè sì. è un numero dove veramente il governo doveva tener conto, a mio avviso, di una realtà così importante. Infatti, alla fine siamo in 130.000 imprese, non c'è niente da fare, questi sono i numeri. Tiziana, io la Sono i numeri. ringrazio davvero perché questi numeri parlano da soli e ecco, so che insieme, perché è stata così gentile da promettermelo, nonostante la fase di grande richiesta di grande lavoro che state affrontando come direttivo in questi giorni, avremo ancora lei in collegamento con altri membri del suo direttivo da altre regioni d'Italia e per questo la ringrazio davvero profondamente, Di perché nulla. è un impegno per dar voce ad una categoria dove quei numeri parlano chiaro più di ogni Sì. altra cosa. Le chiedo solo, così come domando a tutti quanti i miei ospiti, Mhm. quando tutto questo sarà finito, adesso togliamoci il ruolo che lei ha in Confartigianato, togliamoci anche phon, spazzole, piastra e quant'altro. Tiziana Donna, qual è la prima cosa che vuol fare quando tutto questo sarà finito? Allora, la prima cosa che io voglio fare, con la scusa che a me piace viaggiare, vorrei farmi di nuovo un giretto per rilassarmi, perché in questo momento io sono molto ma molto tesa, quindi ne avrei bisogno. Poi dopo, come donna, io sono una donna molto ruspante, che mi accontento anche di andare a mangiare al ristorante, che adesso non lo posso fare, quindi non vedo l'ora di sedermi al ristorante con qualche amico e passarmi una serata. La capisco e condivido in pieno. Tiziana, ancora grazie infinite per questo collegamento e a risentirla prestissimo. Va benissimo, grazie. Un saluto a tutti. Grazie, grazie infinite. E questi erano numeri importanti, abbiamo parlato con una categoria molto molto arrabbiata e giustamente arrabbiata. Una categoria, noi avevamo la Presidente nazionale categoria benessere che ricomprende altri settori, ha parlato per gli acconciatori, adesso invece parleremo con la Presidente estetica Confartigianato Imprese Veneto. È mia ospite in collegamento telefonico Valeria Silvia Ferron. Buongiorno Valeria. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, anche con lei io vorrei partire da quelle che sono le dichiarazioni del segretario generale Fumagalli. Decisione incomprensibile e inaccettabile. Lei sposa questi due termini che sono molto forti? Assolutamente sì, nel senso che vorrei fare una premessa: la categoria dell'estetica è comunque da sempre una categoria molto attenta alla salute del cliente.
quindi comunque qualsiasi servizio che andiamo a fare va a salvaguardare sempre e comunque il nostro cliente. È una professione che è borderline con la figura del medico, e quindi è anche quella che comunque ha già di per sé delle disposizioni di igiene e sicurezza del nostro regolamento regionale. Quindi assolutamente il fatto che noi ci siamo adoperate per lavorare, come ha detto la mia collega prima, per dare indicazioni con delle linee guida al governo per avere ulteriori dispositivi igienici e di sicurezza, cosa che comunque purtroppo non abbiamo avuto nessuna risposta da parte del governo. Quindi già questo cosa ci dice? Ci dice effettivamente che non ci hanno dato ascolto, e questa è una cosa tristissima, ovviamente. È una cosa triste che poi scatena, io riprendo quello detto prima con la Presidente Chiorboli, che apre la piaga sull'abusivismo. Io qui ho un dato laddove per Confartigianato il tasso di irregolarità nei settori dell'acconciatura e dell'estetica è il 26,3% rispetto alla media del 15,5% del lavoro irregolare nella totalità delle attività economiche. E direi che è un dato che dà da pensare soprattutto in un settore come il vostro, che dicevamo è borderline con la professione medicina estetica. Assolutamente sì. È una cosa tristissima che ci rattrista e ci fa anche molto arrabbiare, ovviamente, perché comunque in un momento come adesso, come comunque ribadisco la salute è il bene primario e il Covid ce l'abbiamo, voglio dire, c'è in giro, quindi mi risulta veramente impensabile che ci siano delle persone che si muniscono di attrezzatura per vagare nelle case. Cioè, noi abbiamo tutte le norme igieniche e di sicurezza, con l'aggiunta, vogliamo anche aggiungere più dispositivi per dare ancora più sicurezza alle nostre clienti, per essere assolutamente sicure di portare comunque beneficio a loro e di conseguenza anche alle famiglie, non dimentichiamoci ovviamente. Ma non abbiamo risposta dall'altro verso, nel senso che noi ci siamo adoperate per avere delle linee guida più dettagliate, più preparate, e qua si rivela anche la nostra professionalità, e invece di darci una risposta ci fanno slittare ulteriormente di un mese l'apertura, cosa che è comunque assolutamente inaccettabile. Anche perché io qui leggo un altro dato, laddove, sempre di Confartigianato, laddove l'effetto combinato di mancati ricavi a causa della chiusura e abusivismo causerà alle imprese di acconciatura ed estetica una perdita economica prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio di una cifra che è pari al 18,1% del fatturato annuo, cioè 1078 milioni, cioè è una cifra spropositata, incredibile. Sì, sono tantissimi saranno i danni che porterà alle imprese questo ancora slittamento delle aperture, ma soprattutto il problema l'avranno proprio le imprese, che con molti dipendenti dovranno fare anche la scelta se lasciare a casa i dipendenti, perché queste sono le voci che comunque le imprese stanno ipotizzando, quindi lasciare a casa i dipendenti e lavorare da sole, per chi ci riesce ovviamente. Beh, certo, le faccio la stessa domanda che ho fatto alla Presidente Chiorboli. Allora, noi siamo abituati ai saloni, pensiamo per esempio a saloni di estetica che riescono a gestire
un grosso numero di clienti. Se adesso il rapporto si deve ridurre mantenendo le distanze, quindi la metratura del salone di estetica per tot clienti, eccetera, questo vuol dire meno clienti, vuol dire meno fatturato, vuol dire meno personale impiegato. Secondo lei quanta gente resterà a casa e quante imprese non ce la faranno e saranno costrette a chiudere? Allora, devo dire che questo però è un problema che riguarda forse più l'ambito dell'acconciatura. L'estetica di per sé comunque lavora sempre con una cliente alla volta nella cabina e quindi è una cosa che solitamente non si accavallano clienti, ecco. Lavorano su appuntamento sempre e non c'è mai un surplus di gente, un assembramento anche in reception. Ci sarà sicuramente più attenzione, si allungheranno un po' di più gli appuntamenti, ma noi siamo disposti a fare tutto questo, pur di riaprire. E nelle disposizioni che abbiamo dato come linee guida appunto abbiamo aggiunto anche il fatto di arieggiare, igienizzare tra un cliente e l'altro. Noi siamo disponibili a fare tutto, però all'apertura del 1° giugno no. Anche perché appunto abbiamo ipotizzato come addetti a rischio un numero come 49.000, quindi stiamo parlando di una grandissima cifra che potrebbe rimanere a casa. Oltretutto so appunto che in questo protocollo di sicurezza erano state stabilite delle misure ben precise per quella che comunque è una categoria che si può dire sia già abituata a lavorare in sicurezza. Assolutamente. Ecco, cosa ci dobbiamo aspettare nel concreto quando il nostro centro estetico finalmente riaprirà? Cioè quali saranno le differenze rispetto a quella che era la vita del centro estetico prima Covid-19? Beh, in realtà nelle linee guida, a parte le mascherine, i guanti, le disinfezioni ad alto livello, sterilizzazione, tutte le cose monouso che già utilizziamo da sempre, abbiamo aggiunto la mascherina per la cliente, la visiera in plexiglass per i trattamenti dalle ascelle in su, per il viso in buona sostanza, i calzari per le scarpe e ovviamente quello che ho già ribadito, niente più di una cliente in reception, a meno che non ci sia almeno il 1,5 metri di distanza e cercare di fare aspettare un po' di più la cliente, quindi vuol dire che le stesse clienti bisogna farle in tempi più lunghi, ovviamente l'orario dovrà slittare di più, ecco, per accontentare tutte. Ecco, senta, non per fare l'avvocato del diavolo, però mascherine, copricalzari, plexiglass, cioè sono tutte quante cose che costano, cioè per voi ci saranno dei costi aggiuntivi. Assolutamente sì, infatti come categoria dell'estetica, ma è stato diviso, cioè è stato anche supportato dall'acconciatura, abbiamo chiesto per capire se riusciamo ad avere dei fondi per la categoria per supportare queste spese che oltre il danno alla beffa, nel senso che oltre dopo tutto questo tempo che siamo chiusi dobbiamo sopportare queste spese un costo ulteriore. Sì, questo discorso ulteriore che va comunque, che l'azienda deve comunque avere ancora più a carico. Senta, le faccio un regalo che forse è una maledizione. La rendo Presidente del Consiglio dei Ministri per 1 minuto. Se lei fosse stata al posto di Conte, quando avrebbe fissato la riapertura per i vostri centri estetici? Allora, la cosa che sinceramente mi ha più demoralizzato è stato il fatto che io da sempre dico che dal momento che non si fanno più le autocertificazioni e tutti saremo liberi di girare, allora le estetiste potranno essere serene nel proprio lavoro. Ieri sera quando hanno detto che dal 4 al 18 maggio è ancora obbligatoria l'autocertificazione, mi aspettavo come minimo dal 18 maggio, anche se speravo l'11 maggio onestamente.
Invece la cosa che mi ha stupito di più è che comunque le squadre di calcio inizieranno a fare gli allenamenti. Ecco, ho detto tutto. Sì, direi che c'è una Dal grande 18 disparità. maggio al 1° giugno passano altri 15 giorni. Io vorrei una spiegazione perché veramente non c'è spiegazione a questo, secondo me. Scusi, e se io in maniera alquanto cattiva le dicessi stipendi faraonici, diritti d'immagine, diritti televisivi, sponsorizzazioni milionarie, insomma un business economico Sì. notevole, quanta rabbia le fa tutto questo verso magari un settore fatto di piccoli centri estetici che veramente lavorano tanto, che sono a diretto contatto con la clientela, in un settore dove c'è molta concorrenza, in un settore dove non è facile perché poi sia le donne che gli uomini dall'estetista spesso lo prendiamo come valvola di sfogo, è un pochettino il nostro angolo di relax, quindi non sempre siamo dei clienti facili. Esattamente, allora tantissima rabbia, assolutamente tantissima, e porto la rabbia anche di tutti i miei colleghi, ma soprattutto perché appunto noi sì diamo bellezza ma diamo anche benessere, comunque è una valvola di sfogo e venire da noi a farsi un trattamento è una coccola, un fattore di staccare la spina, e quindi comunque anche questa cosa è demoralizzante perché sicuramente non siamo proprio state messe in considerazione come categoria. Ecco, noi dovremmo avere ancora quella mascherina con i numeri, perché ricordo che le imprese ed operatori del benessere sono veramente tantissimi. Abbiamo visto prima quella mascherina dove si parlava di 95.000 conciatori e io leggo come dato 35.000 imprese estetiche. Forse bisognava ragionare un po' di più riguardo questi numeri. Sì, assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Si sono dimenticati di noi. Beh, ma guardi, noi siamo qui anche per darvi voce, lo stesso invito che ho rivolto alla Presidente Chiorboli lo rivolgo anche a lei, io avrei veramente piacere di poterla riavere in altre puntate, magari insieme ad altri suoi colleghi presidenti di altre realtà regionali per capire com'è l'andamento, anzi veramente la ringrazio per il suo interessamento e per la sua disponibilità. Accetta questa proposta? Assolutamente sì, alla prossima. Valeria, scusi, speriamo con novità positive però. Speriamo. Una cosa solo in chiusura prima di salutarci, è la domanda che faccio a tutti quanti i miei ospiti. Adesso abbandoniamo il ruolo che lei ha in Confartigianato, abbandoniamo il camice dell'estetista, parlo con Valeria Donna. Che cosa vuole fare Valeria quando tutto questo sarà finito? Beh, sicuramente una bellissima passeggiata all'aria aperta, anche un po' lontano da casa, sulle colline, e al lago assolutamente sì, perché io sono un amante del lago di Garda, e anche andare al ristorante, questo non lo nego. Guardi, le auguro di poter fare tutto questo presto, invece il mio desiderio è quello di un parrucchiere e di un estetista, glielo confido proprio di cuore, quello è il mio desiderio più grande. Valeria, ancora grazie infinite per essere stata ospite a Quattro Chiacchiere con, a presto. Grazie a voi, saluti e arrivederci a tutti. E questi erano i collegamenti per la puntata di quest'oggi, ma tratteremo ancora di questa categoria perché insomma abbiamo sentito che gli operatori del settore benessere sono in 263.000, sono numeri da capogiro, qui stanno rischiando il posto di lavoro moltissime persone, vogliamo far luce su quelle che saranno le ripercussioni di questa apertura così posticipata, perché noi principalmente ci occupiamo di moda, di quel piccolo sentirsi bene che un abito ti può dare, e i parrucchieri e i centri estetici fanno la stessa identica cosa, sono quelle
piccole coccole che ci permettono di sentirci meglio e ne abbiamo tutti quanti davvero un grandissimo bisogno. In chiusura permettetemi di ringraziare la mia straordinaria regia, grazie di cuore a Stefano DJ, un grazie speciale anche a Stefanino che ha curato i contributi per questa puntata. Adesso, prima di ripassare al settore abbigliamento, che è un altro modo per cercare di sentirci belle, io vi ricordo che 4 chiacchiere con torna domani alle ore 11:30 sulla 9, canale 76, 169 per chi ci segue dal Lazio e dal Sud Italia, con SOS Parrucchiere. E beh, visto il protrarsi della chiusura, cercheremo di dare consigli a riguardo, quindi appuntamento a domani. Prima di passare al settore abbigliamento vi lascio con delle slide importantissime emanate da Regione Veneto che riguardano degli importanti accorgimenti per, ve lo ricordo, la vostra salute. Voi siete la nostra compagnia e noi vogliamo essere per poco la vostra terapia. Prego dalla regia.